È la seconda territoriale dopo Assolombarda, una firma che pesa e che conclude un percorso più che decennale, quella che ha suggellato al Centro Congressi di Padova la nascita di Confindustria Veneto Est, una sorta di area metropolitana dell'impresa che unisce i territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, rappresentando 5.000 imprese e 2.700 addetti e che promette un dialogo costruttivo con Vicenza, Verona e Belluno. Un'area cruciale che genera 96 miliardi di PIL, 32 di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 7% di quello nazionale, dove innovazione, energia e PNRR sono fondamentali per competere nel mondo e verranno misurati a suon di risultati. E così, se tutti parlano di una patreve che si concretizza nell'impresa prima che nella politica, l'assemblea di Confindustria Veneto Est rimane con i piedi per terra, guardando ad un futuro difficile ma ancora affrontabile con strumenti nuovi, aggregazioni, logistiche, infrastrutture, ma anche dando speranza ai giovani e rimanendo aperti al dialogo. Un'assemblea composta alla quale ha partecipato, anche se in collegamento, la premier Giorgia Meloni. A un mese dal suo giuramento il governo ha già avviato il primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie ed è un dialogo che vogliamo portare avanti con costanza lungo tutto il nostro mandato. Certo, avremmo voluto avere più tempo per confrontarci, soprattutto prima della legge di bilancio, però la nostra è stata una corsa contro il tempo. Questo quindi è solo l'inizio di un governo determinato a durare nel tempo, ha detto la Presidente del Consiglio, alla quale sono seguiti altri due importanti interventi, quello del CEO di Banca Intesa Carlo Messina, che ha prospettato uno scenario di 2 anni ancora duri, il 2023 soprattutto, mentre il 2024 dovrebbe portarci fuori da questo lungo tunnel, valutando sul fronte inflazione e tassi un possibile nuovo rialzo fino a un punto, ma non oltre, da parte della BCE. Un appello a guardare a un orizzonte lungo l'ha fatto invece il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, pensando in grande, come fece l'industriale padovano Vincenzo Stefano Breda, fondatore della società di costruzioni ferroviarie e per le costruzioni pubbliche, oltre che promotore delle acciaierie Terni nell'Ottocento. Duro invece il suo giudizio sul reddito di cittadinanza e sulla vicenda dei navigator, ora rimasti disoccupati con la prospettiva di un nuovo intervento dello Stato. Ne sono rimasti meno di 1.985, perché gli altri nel frattempo li hanno assunti. Quindi noi dobbiamo trovare un pubblico impiego, perché di questo si parla, a quelli che erano stati presi per trovare un lavoro, a chi il lavoro non ce l'aveva. Sembra una barzelletta, ma è la realtà. Peccato che è una realtà che è un fallimento che pagano imprese e famiglie italiane. E non lo dice Confindustria. Lo dice la Corte dei Conti. Nel 2020 e nel 2021 i posti di lavoro trovati dai navigator sono stati 583. Se li raddoppio per il 2022, diciamo che abbiamo trovato 1.000 posti di lavoro, per una manovra che ci è costata 10 miliardi. Credo che alla metà tutti noi ritrovavamo un posto di lavoro.